Il dato di noi moderati all'1,1% evidenzia una fatica nel consolidare la propria base, rimanendo marginale nel panorama politico attuale. Con l'1,6%, più Europa fatica a superare la soglia, suggerendo una ridefinizione strategica per ampliare il consenso europeista e liberale. Il 2,3% di Italia Viva mostra difficoltà nel capitalizzare la presenza, ponendo sfide per il posizionamento al centro dello scacchiere politico. Azione si attesta al 3,0%. Pur vicina alla soglia, la percentuale indica la necessità di un ulteriore sforzo per affermarsi stabilmente. L'Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,5%, conferma una nicchia solida, intercettando efficacemente temi ambientali e sociali, consolidando la rilevanza. Forza Italia, all'8,2%, mostra una resilienza sorprendente, mantenendo il proprio peso nella coalizione di centrodestra nonostante le recenti sfide. La Lega registra l'8,1%. Il risultato riflette una contrazione, suggerendo una fase di consolidamento e ridefinizione della propria identità. Il Movimento 5 Stelle, al 12,8%, si consolida come terza forza, mantenendo una base fedele ma senza evidenti slanci di crescita. Il Partito Democratico, al 21,8%, consolida la sua posizione di principale forza d'opposizione, mostrando una stabilità significativa nel suo bacino. Fratelli d'Italia domina con il 31,6%, affermandosi come primo partito indiscusso e pilastro della maggioranza, con un consenso inarrestabile. Questi sondaggi riflettono un'Italia che vi rappresenta o disegnano un futuro diverso da quello che immaginate?